Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quanto dura una fattura, un incantesimo o un incantamento o qualsiasi cosa tipo anche voodoo che vi viene scagliato contro. Ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il Degana Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione per poterci raggiungere. Eventualmente, se volete lasciare anche un commento per il vostro Marietto e quelli che verranno dopo a vedere questo video, sarei molto contento, e anche un bel super like. Bene, parliamo un po' di queste durate, di queste fatture. Generalmente quando uno pensa mi hanno fatto una fattura, o un esoterista glielo spiega che gli hanno fatto una fattura, la cosa pensa che il gesto viene fatto e poi dimenticato nel dimenticatoio. Però la persona deve capire che nell'eterico o nell'astrale, soprattutto nell'astrale, il tempo non è come qua. Quindi noi pensiamo, perché sono passati 5, 10, 20 anni, che la forza di questa fattura è diminuita, ma in realtà è come un po' una piccola valanga che quando parte è debole e poi col tempo, se chiaramente il lavoro è stato fatto bene da una persona con le competenze, chiaramente diventa sempre più forte, e alla distanza noi siamo sempre più deboli e la fattura diventa sempre più forte. Quindi può passare anche 40 anni che a un certo punto noi ci troviamo sempre sotto questo, come si suol dire, questo peso. Addirittura alcune fatture passano da padre a figlio, in un certo senso il figlio eredita anche questa, tra virgolette, disgrazia, e ne porta poi le conseguenze per tutta la vita senza sapere per quale motivo. Ed è per questo che bisogna sempre, dico sempre, avendo le conoscenze, fare un lavaggio radiostesico tipo un protocollo, o mettersi, se non si hanno queste possibilità finanziarie e conoscenze, mettersi sempre sotto delle protezioni radioniche, così che certo non sono la panacea di tutte le protezioni radioniche, e vi ricordo che le potete scaricare gratuitamente nel sito capitano.altervista.org o nei nostri gruppi Facebook, però almeno danno un piccolo aiutino. Poi chiaramente, potendo permettersi, è sempre meglio farsi fare un piccolo protocollo di pulizia e mantenerlo. Perché così si taglia questa forza che ormai, se è stata lanciata, alla distanza poi avrà il suo massimo splendore. Quindi dovete sempre pensare che quando un'operazione magica viene lanciata, sia nel bene che nel male, alla distanza si sviluppa sempre in modo potente, e visto che dall'altra parte non esiste il tempo come di qua, chiaramente la cosa per noi sembra dimenticata, ma per l'azione magica no. Quindi possono passare 40 anni e noi incominciare a sentire ancora di più la potenza di quella fattura che ci è stata lanciata, anche se noi non ci rendiamo conto e non ci ricordiamo più chi l'ha lanciata e per quale motivo. Magari solamente perché abbiamo fatto lo sgambetto a qualcuno senza rendercene conto, oppure perché un nostro parente ha fatto uno sgambetto, magari un figlio ha fatto lo sgambetto a un professore. Sono degli esempi banali, e a questo punto qua questa persona ha fatto questa operazione, ha fatto fare questa operazione, e di conseguenza se ne pagano magari dopo 30-40 anni ancora il debito, cioè il debito nel senso il male, no? Quindi è chiaro che bisogna sempre, dico sempre, avere delle protezioni. Infatti molti inconsciamente si attaccano a degli amuleti, no? Tipo cornetti, ferro di cavallo, proprio perché dentro le persone sanno che queste cose, dico a livello di inconscio e subconscio, sanno che queste cose qua sono reali, e si attaccano a qualsiasi cosa, giustamente, che possa dargli un senso di protezione anche a livello inconscio. Bene cari amici, detto questo, penso di aver esaurito questa piccola pillola per spiegare che bisogna sempre stare attenti a lanciare o soprattutto se qualcuno vi ha lanciato un incantesimo, un incantamento o una fattura, perché possono durare come minimo 40 anni. Dico come minimo perché poi, come ho già detto, si possono come si dice, tramandare di padre in figlio. C'è pure scritto nella Sacra Bibbia che le colpe dei padri cadranno sui figli.
Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto veneziano ha finito questa micropillola. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!